È stato presentato ieri a Cagliari il secondo volume Sardisti di Salvatore Cubeddu, una preziosa analisi storica su fatti e personaggi legati al Partito Sardo d'Azione. L'ambito cronologico preso in considerazione nel nuovo volume va dalla scissione del 1946 sino al 1976. Un periodo cruciale per il Partito dei Quattro Mori che affronta in quegli anni un intenso dibattito interno. Tanti i personaggi di cui Cubeddu tratteggia il temperamento politico, da Emilio Lussu, artefice della scissione del 1946, a Titino Melis, da Pietro Mastino a Michele Columbu e Mario Melis. Non manca un affettuoso riferimento ad Antonio Simon Mossa che alla fine degli anni 60 scriveva: bisogna che i sardi si diano finalmente le proprie istituzioni, ponendosi all'altezza dei popoli che si costituiscono in nazione. Sardisti esce in libreria per i tipi della Edes, una collana della Fondazione Sardinia. Biblioteca comunale con il sindaco Salvatore Pintos, Giovanni Di Lio, Bacchisio Bandino, Vindice Ribicheso e un'attenta platea nel cogliere i passaggi più salienti di quanti hanno presentato il lavoro. Si tratta del secondo dei 3 volumi che Salvatore Cubeddu, sociologo e ricercatore, ha costruito attraverso testimonianze, atti e documenti. Un percorso ricco di dati e annotazioni sul movimento sardista con i congressi di Oristano, Cagliari, Nuoro e Ozieri, la partecipazione alle giunte regionali degli anni 50 e 60 sino alla marcia di Michele Columbu, allora sindaco di Ollolai. Non ci può essere sardo che abbia vissuto quei momenti politici che non ricordi fatti e personaggi del pianeta sardista, sempre vivace e colorito, introverso ed insieme estroverso, che le oltre 700 pagine del libro ricordano con semplicità coinvolgente e dove la composizione del sociologo Cubeddu è evidente.